Rovigo, unico capoluogo veneto al voto nel turno di ballottaggio, cambia colore il candidato del PD Edoardo Gaffeo, brucia l'avversaria del centrodestra Monica Gambardella. 11 comuni veneti al ballottaggio, il centrodestra a trazione leghista conquista 6 municipi, tra cui Monselice, Spinea, Cadoneghe, Pescantina, il centro-sinistra tiene San Bonifacio, boom di affluenza Campodoro. Uccisa a coltellate dall'ex, Marianna Sandona era terrorizzata tanto da aver chiesto a un amico di essere presente al momento dell'incontro, l'omicida piantonato in ospedale, grave l'amico. Erano i nonni del quartiere, Marcon sotto shock dopo la morte dei due anziani coniugi carbonizzati nella loro villetta, a causare il rogo forse un fornelletto antizanzare. Nuova vittima sulla strada questa mattina, la quarta in 3 giorni a perdere la vita nel Trevigiano, una 60enne di Bassano. Grandi navi, avete visto, ancora polemiche in laguna, invece il maltempo previsto per i prossimi giorni, la protezione civile dichiara lo stato di attenzione fino a mercoledì mattina, potrebbero verificarsi temporali anche forti con locali allagamenti. Buonasera, ben ritrovati in diretta con le informazioni di Antena 3, questo è il telegiornale del Veneto, dunque una pagina ricca, ricchissima che riguarda la politica e l'esito dei ballottaggi, e a proposito un unico capoluogo di provincia di nuovo al voto nella giornata di ieri, che ribalta non solo le condizioni del primo turno ma anche l'amministrazione di questi anni, finita come ricorderete con le dimissioni di Massa e un capoluogo che era a guida leghista con Bergamin. Adesso il sindaco è di centro-sinistra ed è Edoardo Gaffeo. È tarda notte quando nella sede elettorale di Edoardo Gaffeo arriva la conferma. Il centro-sinistra riconquista la città di Rovigo. Il 51enne professore di economia politica ha ribaltato l'esito del primo turno e ha prevalso con il 50,94%, mentre la sfidante Monica Gambardella si è fermata al 49,06%. Sono veramente molto felice, sono felice per me, sono felice per la città, per tutte le persone che mi hanno sostenuto e per tutte le persone che hanno lavorato con me. È una sensazione molto bella, devo dire la verità che oggi sono ancora un po' frastornato, è una sensazione che passerà velocemente e adesso stiamo predisponendo tutte le pratiche per metterci al lavoro quanto prima possibile. La lunga notte elettorale ha visto un testa a testa tra i due sfidanti, ma alla fine Gaffeo, che partiva in svantaggio di 3.200 voti, ha superato l'avversaria, diventando così il nuovo inquilino di Palazzo Nodari, dopo 2 amministrazioni di centrodestra che hanno concluso il mandato anticipatamente. Si riparte sicuramente da alcune questioni che riguardano la vita di tutti i giorni, quindi dalla manutenzione ordinaria della rete viaria e altri aspetti che sono stati tralasciati nel corso degli ultimi tempi, ma bisognerà cominciare fin da subito anche a fare un ragionamento di natura programmatoria, perché le basi vanno gettate fin dall'inizio della nuova amministrazione, quindi anche un ragionamento su quale deve essere il valore strategico di questa città come capoluogo di provincia. Il PD dunque riesce a portare a casa l'unico capoluogo di provincia. L'attesa di un voto alternativo c'era, ma anche qui diciamo pure che la candidatura del nostro sindaco, del nostro oggi sindaco, gli facciamo gli auguri e i complimenti, è stata evidentemente una candidatura di valore aggiunto, perché invece ha portato 3.000 voti in più al secondo turno, il che vuol dire che 3.000 persone che non l'hanno votato al primo turno sono andate per scrivere il suo nome al secondo turno, e lì evidentemente c'è stato anche un valore aggiunto della persona. Come si stava dicendo, il tema sindaci ha un valore politico ma anche un valore rispetto alle candidature. E se sul fronte nazionale Ferrara è un caso col cambio di colore, va alla Lega dopo appunto 70 anni, anche Cadoneghe nel Padovano è uno storico feudo della sinistra che adesso va alla Lega. Grazie, abbiamo avuto un risultato importantissimo. Non si è ancora insediato in comune a Cadoneghe Marco Schiesero, ma già
è lì per iniziare il lavoro. Impresa storica la sua, a Cadoneghe la destra non vinceva da 73 anni, da sempre considerato un feudo della sinistra. Mai nessuno prima di me è riuscito ad espugnare quella che era una roccaforte della sinistra padovana e italiana. È un'impresa che abbiamo realizzato con determinazione, umiltà, rimanendo sui temi, stando sempre in mezzo alla gente, cercando di sintonizzarci con i bisogni della gente, ma anche aprendo al grande mondo civico di Cadoneghe, e quella è stata la chiave di volta per poter portare a casa quello che è un risultato storico per il nostro comune. Un risultato netto, quello del 32enne sindaco neoeletto, che si è imposto con il 52,79% sul primo cittadino uscente Michele Schiavo, che si è fermato al 47,21%. Mi metterò subito al lavoro e bisogna tamponare quelle situazioni di emergenza che noi abbiamo a Cadoneghe in termini di verde pubblico, di manutenzioni, e bisogna andare a rispondere immediatamente alle situazioni anche lì di emergenza rispetto ai bisogni della nostra gente, degli anziani, delle persone in difficoltà, di molti che hanno perso il lavoro. Una campagna elettorale dura con risvolti che uscivano dalle pagine della cronaca politica, quella di Cadoneghe. Il sindaco uscente ha riconosciuto la sconfitta telefonando a Schiesaro, gesto sicuramente apprezzato, che non colma però le distanze tra i due. Quindi io ascolterò la mia gente e ascolterò il Consiglio Comunale, perché è l'organo sovrano e di governo e rappresenta il popolo di Cadoneghe, e quindi io ascolterò i miei cittadini e non ascolterò invece chi i cittadini hanno bocciato, perché Michele Schiavo è stato bocciato dai cittadini di Cadoneghe, quindi non posso andare lì e chiedere quali sono le cose da fare. Proseguiamo la carrellata, sfida tutta di centrodestra a Monselice nel comune della Rocca, vittoria in rosa con Giorgia Bedin, primo sindaco donna nella storia del paese. Il suo avversario al ballottaggio Gianni Manprin non è riuscito a recuperare il divario che si era creato già al primo turno, circa 1000 voti di differenza tra i due, con Bedin che ha raggiunto il 58,06, lo vedete, Manprin fermo al 41,94. E poi lo strano caso, ricorderete, di Campodoro, piccolo comune padovano con poco più di 2000 abitanti, ha affrontato il ballottaggio dopo la perfetta parità tra i due sfidanti al primo turno. Ieri Gianfranco Vezzaro con il 51,36 ha battuto per sole 42 preferenze il vice sindaco uscente Vincenzo Gottardo. E ora nel Trevigiano, Mogliano Veneto ha sfiorato Davide Bortolato la vittoria al primo turno. Ieri ce l'ha fatta con appena 56 preferenze in più rispetto al sindaco uscente Carola Arena. Mogliano si è svegliata oggi con il mercato settimanale e un nuovo sindaco. È Davide Bortolato, 46 anni, architetto sposato con figli, che da questa mattina ha realizzato di essere il primo cittadino della città cerniera tra Treviso e Venezia. Dopo i festeggiamenti della notte, nel suo quartier generale non c'è nessuno fino a tarda mattina. E lo incontriamo mentre da una parte il mercato smonta le bancarelle e dall'altra la politica sbaracca la campagna elettorale. Voce ancora roca per la notte praticamente insonne, scandisce così i primi passi da sindaco. Ricompattare la città, dallo stare in mezzo ai cittadini. Anche questa mattina sono stato qui al mercato, ho ricevuto tanti complimenti, c'è stata voglia di cambiamento, un bel segnale. Abbiamo fatto un po' fatica perché l'affluenza è stata bassa e il centrodestra soffre sempre di bassa affluenza. Senta, però questi 45 voti sono un segnale che la città è divisa. Sì, però comunque il segnale del primo turno è stato forte, eravamo in vantaggio di 5 punti percentuali, per 88 voti non ce l'abbiamo fatta passare al primo turno, ma comunque il risultato è buono. E che il primo verbo di Bortolato sia ricompattare lo richiede lo scarto minimo sia per il primo che per il secondo turno con il sindaco uscente Carola Arena. E oggi, a mente certamente più fredde, i numeri indicano che Bortolato ha vinto nei quartieri. Per la precisione è stato Campocroce a dare la svolta, perché nonostante il supporto forte di Bonisiolo, all'ultimo seggio Carola Arena era in vantaggio di oltre 70 voti. Senta, secondo lei cos'è che ha fatto la differenza in questo secondo turno?
proprio lo stare in mezzo alla gente, quello che non ha fatto la parte avversaria. Noi siamo con i cittadini, saremo sempre moglianesi e saremo un'amministrazione che starà in mezzo alla gente. Ed è forse proprio il peccato originale del sindaco uscente, che ad esempio ieri sera non ha incontrato l'avversario per la stretta di mano di rito e che oggi l'unica sua presenza era sui cartelloni della zona centro-sud della città. Scherzosamente Bortolato la definisce l'arena rossa più fedele all'ex sindaco, ma che però il neoeletto sin d'ora spera di conquistare con la concretezza fatta di maggiore sicurezza, rilancio del piccolo commercio e non solo. Subito un piano della viabilità e dei parcheggi, si soffre in centro storico soprattutto di questa carenza di parcheggi, dobbiamo trovare delle soluzioni assolutamente per dare spazio a nuovi posti auto. E adesso nel veneziano continuiamo il nostro giro, Spinea che passa al centrodestra con il neosindaco Martina Vesnaver. Spinea è stata amministrata negli ultimi 10 anni da centrosinistra, c'è una differenza che i cittadini noteranno subito adesso dal cambio di colore politico? Ma credo che la nostra amministrazione sarà leggermente più vivace, loro hanno fatto quello che ritenevano secondo le loro linee programmatiche, ma effettivamente la percezione del cittadino è stato un po' di un congelamento del territorio. È stata una lunga notte a Spinea, il passaggio da un'amministrazione di centro-sinistra ad una di centro-destra è stato combattuto fino all'ultimo voto. Nel primo turno Martina Vesnaver del centro-destra aveva staccato di 10 punti il vice sindaco uscente Emanuele Di Tadi. Il ballottaggio è stata invece una corsa al photo finish, conclusa con una differenza di appena 54 voti sui più di 10.000, circa la metà degli aventi diritto, che si erano recati alle urne. Vesnaver è il nuovo sindaco, di fronte al municipio stringe mani e raccoglie complimenti per l'elezione, oltre alle prime richieste. Chiedo a lei adesso cosa vorrebbe privilegiare qui rispetto alla precedente amministrazione comunale. Ma indubbiamente quello che vorrò privilegiare è il territorio, perché effettivamente al di là di tutti i cantieri che sono partiti in questi ultimi mesi sotto l'occhio di tutti, mese, anzi non ultimi il mese, quindi un occhio al territorio, sotto l'aspetto viabilistico, che è un grosso problema, architettonico, anche un po' di abbellimento sotto, questa è la mia arte. Esatto, è una ristrutturazione, diciamo, di tutto anche l'assetto sociale. Ma per Martina Vesnaver non c'è stato neanche il tempo di indossare la fascia tricolore, che già deve affrontare la prima polemica a causa di una foto diffusa sui social che la ritraeva nell'esultanza dell'elezione. Non era rivolto assolutamente alle coalizioni avversarie, ma era una cosa interna, scaramantica, goliardica e familiare. È stato strumentalizzato, da lì si vede un po' anche la cattiveria delle persone che non mi si addice, quindi ho tantissimi difetti, i cittadini li vedranno tutti con il tempo, ma sicuramente cattiveria e volgarità non fanno parte di me. Sarà il gesto dell'ombrello perché è previsto maltempo nelle prossime ore. Adesso andiamo avanti. L'altro comune veneziano al voto noale, riconfermata sindaco Patrizia Andreotti, candidata con 3 civiche di centrosinistra con il 53,5 delle preferenze, ha sconfitto Michela Barin del centrodestra al 46,51. Unico ballottaggio in provincia di Vicenza. Adesso Valdagno, la spuntata a sorpresa al sindaco uscente del centrosinistra Giancarlo Acerbi, lo vedete, i valdagnesi hanno riconfermato Acerbi ribaltando il risultato del primo turno che aveva visto in vantaggio anche se di poco l'esponente del centrodestra Burtini, e queste sono le percentuali: 51,19 a 48,81. Poi nel veronese San Bonifacio, comune più popoloso tra quelli al ballottaggio nella provincia, vittoria di Giampaolo Provoli alla testa di un gruppo di civiche di area centro-sinistra che si riconferma sindaco con il 60,45% dei voti, contro Emanuele Ferrarese sostenuto da una coalizione di centrodestra al 39,55. Poi Negrardi Valpolicella, lo scrutinio all'ultimo voto, l'affermazione di Roberto Grison alla guida di 4 civiche su Marco Andreoli centrodestra con un distacco di appena 74 voti, vedete 50,46% a 49,54%. Netta invece a Pescantina la vittoria di Davide Quarella, candidato della Lega e di 2 civiche, che supera di ben 2000 voti lo sfidante Luigi Cadura alla guida di 2 civiche con un risultato che non lascia dubbi, 63,36% contro il 36,64%.
Passiamo adesso alla cronaca. È piantonato in ospedale il camionista che sabato ha ucciso la sua ex compagna a Monte Galdella. Ferito anche un padovano, amico della donna, anche lui ricoverato in ospedale. Nella fabbrica dove lavorava la vittima oggi è stato osservato un minuto di silenzio. Alcuni mazzi di fiori, qualche lumino. Amici e parenti ricordano Marianna Sandonà. La sua vita è stata spezzata a 43 anni davanti a questi garage nel condominio di via Vespucci a Monte Galdella, dove viveva da qualche tempo. Per un po' al suo fianco c'era stato Luigi Segnini, 38 anni, camionista di Torri di Quartesolo, l'ex compagno che sabato pomeriggio la vita gliel'ha tolta. Almeno 10 coltellate hanno martoriato il corpo di Marianna Sandonà. Tutti la pensano nel condominio. Nonostante i pesanti turni di lavoro nell'azienda di Mestrino, dove alla ripresa delle attività settimanali la donna è stata ricordata con un minuto di raccoglimento, lei salutava tutti con gentilezza, ma il suo sorriso nell'ultimo periodo era più timido. L'ex compagno le faceva paura, tanto che con lei in quel maledetto sabato pomeriggio c'era anche Paolo Zorzi, 45 anni, padovano di Cervarese Santa Croce, che da qualche tempo aveva intrecciato una relazione con la donna. A Luigi la donna voleva riconsegnare le sue cose, aveva stilato un elenco preciso, forse proprio quell'elenco ha fatto esplodere la rabbia. Estratto il coltello, l'ex compagno si è avventato su di lei, togliendole la vita. Ha colpito anche Paolo Zorzi, poi ha tentato di uccidersi senza riuscirci. Nel frattempo in questa strada, in questo tranquillo paese, nessuno voleva crederci, come spiega il neosindaco non ancora insediato Ciro Piccoli. Sì, è un'azione violenta, non fa parte della nostra comunità, non so neanche come descriverla. Anche poche ore fa i carabinieri sono tornati nel condominio di via Vespucci per un sopralluogo. In ospedale a Vicenza migliorano lentamente le condizioni di Paolo Zorzi. A Padova migliorano anche le condizioni di Luigi Segnini. È ricoverato in rianimazione, piantonato dai carabinieri accusato di omicidio. Ti ha tolto la voglia di diventare mamma, ora sei con gli angeli, scrive in uno dei biglietti un cugino della donna. 2 comuni adesso sono pronti a ricordare Marianna, 27ª vittima dall'inizio dell'anno dell'ennesimo atto di follia di un uomo contro una donna. Stiamo organizzando un lutto cittadino in congiunto con il comune di Cristiano di Zocco, perché lei proviene da là. Stiamo organizzando appunto questo lutto e faremo qualcosa anche per i genitori. Ed è lutto a Marcona all'indomani della tragedia in cui hanno perso la vita 2 anziani coniugi morti carbonizzati al piano terra della loro casa devastata da un incendio. Gli aggiornamenti con Ilaria Marchiori. Tecnici del NIAT, il nucleo investigativo antincendi territoriale dei Vigili del Fuoco, sono al lavoro da questa mattina all'interno della casa di via Raffaello, dove hanno perso la vita i 2 anziani coniugi. All'indomani dell'incendio a Marconi in cui sono morti carbonizzati Silvano Conte di 86 anni e la moglie Maria Favaretto di 85, si cerca di capire la causa che ha scaturito l'incendio. Potrebbe essersi trattato di un cortocircuito riconducibile forse al malfunzionamento di qualche elettrodomestico, ma al vaglio ci sono altre ipotesi, mentre i corpi sono a disposizione dell'autorità giudiziaria che si è riservata di procedere con l'autopsia. Un fatto che ci ha colpito fortemente, ha colpito tutta la comunità, e più che altro sulle modalità dell'incendio propagatosi in questa abitazione. Sicuramente bisognerà approfondire. A dare l'allarme domenica mattina è stato un 22enne, Mirko Novi, che abita al 3° piano di una palazzina poco distante. Il sindaco ha intenzione di incontrarlo. Il suo pronto intervento ha permesso a sua volta di evitare il propagarsi dell'incendio e quindi l'intervento imminente da parte dei vigili del fuoco, che sono intervenuti assolutamente in maniera pronta ed efficace. Ha fatto un dovere civico, ha fatto una cosa assolutamente molto bella e quindi penso che verrà giustamente dato un encomio a questa persona che ha dato un importante segnale a tutta la comunità.
La coppia di anziani aveva 3 figli, era il marito ad occuparsi della moglie, costretta a letto senza una gamba. Una persona assolutamente che si prestava, lo si emerge da una cura maniacale, insomma, di quello che è il giardino, l'orto, e quindi veramente un rammarico grossissimo. Con l'auto si è schiantata frontalmente contro un tir e così ha perso la vita questa mattina una sessantenne a Postioma di Paese. Potrebbe aver avuto un malore la conducente della Ford Ka che questa mattina poco dopo le 11 ha sbandato invadendo la corsia opposta sulla quale sopraggiungeva un tir. Nell'impatto frontale l'automobilista Roberta Gastaldello, 60 anni, di Bassano del Grappa, è morta sul colpo. L'incidente è lungo la bretella della Postumia Romana, a nord di Postioma di Paese, ai confini con Trevignano. L'auto della sessantenne, con la parte anteriore accartocciata, è finita a bordo strada, mentre il mezzo pesante, condotto da un camionista vicentino di 39 anni, nel tentativo di evitare lo scontro, ha terminato la sua corsa nel fossato al lato della carreggiata e si è reso poi necessario l'impiego della gru e del carro attrezzi per recuperarlo. La dinamica del sinistro, ricostruita dalla polizia stradale, intervenuta sul posto insieme a vigili del fuoco e su M118, conferma che la vettura, che procedeva da Musano in direzione Treviso, ha invaso l'altra corsia senza un apparente motivo. Lo schianto non ha lasciato scampo alla conducente e la Marca è costretta a contare la 4ª vittima in soli 3 giorni, anche se in questo caso tutto porta ad attribuire a una distrazione, più probabilmente a un malore, le cause dell'incidente. Ma su questi aspetti sarà ora l'autorità giudiziaria a fare luce. Roberta Gastaldello abitava con il marito in via Montecengio, nella parte nord di Bassano del Grappa, dove la notizia della sua morte improvvisa ha lasciato nel dolore i familiari e i tanti che la conoscevano. Ha fatto irruzione nella sua stanza tentando di violentarla, incubo per una 27enne in un istituto religioso a Padova. Una notte di terrore, quella vissuta da una 27enne straniera che fa la custode in una chiesa evangelica di Padova. La ragazza ha subito un tentativo di violenza sessuale mentre stava per corricarsi nella sua stanza da letto. L'episodio risale a domenica 2 giugno. La giovane era al telefono con un'amica prima di andare a letto e all'improvviso un uomo l'ha immobilizzata e ha tentato di violentarla. Sono le 22 circa. La ragazza si trovava nell'appartamento annesso all'edificio principale con le cuffiette alle orecchie al telefono con un'amica. Per questo non ha sentito il suo aggressore entrare da una finestra lasciata aperta. Non si sa se l'uomo si fosse introdotto nella struttura per rubare, ma quando si è accorto della ragazza le è saltata addosso, l'ha spinta sul letto stringendole con una mano al collo e mordendola, mentre con l'altra le abbassava pantaloni e slip. Con la forza ha tentato di spogliarla per violentarla, mentre lei, in preda al terrore, urlava. Quando ha capito che però dall'altra parte del telefono c'era una persona, l'aggressore ha desistito nei suoi intenti brutali ed è scappato. L'amica della giovane aveva già allertato il 113. In pochi minuti una volante è arrivata sul posto per soccorrerla. All'esterno, sotto la finestra della lavanderia usata per entrare nell'edificio, c'era la bicicletta e un borsello abbandonati dal malvivente che era scappato. Dentro c'era anche un documento. Dalla fotografia la 27enne ha riconosciuto lo stupratore. Immediatamente è iniziata la caccia all'uomo, un 25enne romeno senza fissa dimora. Per una settimana volanti e squadra mobile gli hanno dato la caccia nei luoghi in cui era solito bazzicare. Lo hanno scovato vicino ad un distributore di benzina di via del Plebiscito, dove si era creato un giaciglio di fortuna. È accusato di violenza sessuale, è stato arrestato e portato in carcere. Il 4 marzo scorso sempre lo stesso ragazzo era stato denunciato e colpito da Daspo Urbano perché il giorno prima al parco di via Fornace Morandi era stato notato da 2 ragazze mentre compieva gesti di autoerotismo vicino all'area giochi per bambini. E un cittadino marocchino è stato arrestato dagli agenti volanti della questura di Verona dopo aver aggredito un'anziana di 74 anni in un giardino pubblico fratturandole un braccio. Tra pochissimo, dopo la pubblicità, torniamo all'ultima polemica che riguarda Venezia e le grandi navi. 3. Torniamo in diretta allora a Venezia e le grandi navi. L'ultima polemica è quella che vedremo adesso, riguarda un video girato prima della Vogalonga che sarebbe stata interrotta, lo dice questo cittadino, dal passaggio di una grande nave. Polemica, ma poi nelle carte la realtà è un'altra. Guarda che rispetto che gasta i maledetti nave, neanche noi rispetta la Vogalonga, guarda.
Altro che no grandinavi. Sono passate appena poche ore dalla follatissima manifestazione con cui i veneziani hanno ribadito in maniera chiara e inequivocabile il proprio pensiero sulla croceristica. In tanti attendono il passaggio della 45esima Vogalonga, regata non competitiva di imbarcazioni a remi, quando ecco comparire un partecipante non previsto che surclassa gli altri, suscitando l'indignazione e le proteste dei veneziani. Guarda che schifo che fa sta Venezia, guarda. Questa è proprio mancanza di rispetto della gente che non so, guarda, uno schifo totale questa Venezia. In realtà l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia prevedeva il passaggio in ingresso della MSC Magnifica, dopodiché sarebbe scattato, così come è stato, il divieto per tutte le imbarcazioni a motore. Ma è evidente che la tensione che si respira in città dopo il disastro sfiorato a San Basilio ha visto il pur legittimo passaggio di una nave come una sorta di ennesimo sfregio. Sabato la protesta è arrivata fino a Riva degli Schiavoni grazie all'apertura del prefetto Zappalorto, che non ha però gradito chi ne ha approfittato per entrare anche in piazza San Marco, chiusa a manifestazioni politiche dalla famosa presa venetista del Campanile con un tank fatto in casa nel 1997. La manifestazione di domenica comunque è stata un successo anche dal punto di vista dell'ordine pubblico. Quello che deve arrivare a tutti è che Venezia sul no alle navi in bacino di San Marco è compatta. Siamo tutti d'accordo, per cui se qualcuno alza la mano dicendo che è buono degli altri sta dicendo una cosa che non è vera. Il tema è che noi proponiamo soluzioni, lo proponiamo da anni e altri invece sono no a tutto. Su questo invece c'è una grande differenza. La differenza però, e non da poco, esiste anche sul cosa fare. Se Comune di Venezia e Regione Veneto marciano compatte per l'allargamento del canale Vittorio Emanuele con approdo a Marghera, il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Toninelli è deciso per la deviazione della croceristica a Chioggia, d'accordo con la sua amministrazione comunale, guidata dal sindaco pentastellato Alessandro Ferro. Molti dei manifestanti sarebbero invece per mantenere le navi fuori del tutto dalla laguna, magari con approdo al Lido o a Malamocco. E allora ancora il maltempo sul Veneto, nelle prossime ore probabili precipitazioni anche a carattere di rovescio temporale, soprattutto nelle zone montane e nella pianura centro-occidentale. La Protezione Civile del Veneto ha pertanto dichiarato lo stato di attenzione sino alle ore 8 di mercoledì 12 giugno per il possibile verificarsi di rovesci temporali localmente anche intensi che potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore in tutto il Veneto. Resta il tempo per ricordarvi, a proposito di grandi navi, che questa sera 20:10 ci sarà l'ex ministro all'ambiente Corrado Clini, celebre anche per il decreto Clini che bloccava in teoria il passaggio delle grandi navi. Poi Ceringa alle 21:15 su temi di governo e non solo, le richieste del Veneto a Roma, Salvini Di Maio con Enrico Zanetti, Gianluca Forcolin, vicepresidente della Regione del Veneto, l'onorevole Roger De Menec, Partito Democratico, Giacomo Vendrame della CGIL e Jacopo Berti dei 5 Stelle. Ci anticiperà le richieste appunto dei grillini al governo, grillini di questo territorio. Grazie per averci seguito, adesso le previsioni meteo per le prossime ore. Ben ritrovati al meteo. Prosegue il bel tempo sulle nostre regioni dove avremo anche un clima decisamente caldo, ma vediamo il dettaglio di martedì 11 giugno. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato ovunque, con cielo al massimo poco nuvoloso. Dal pomeriggio, tuttavia, non si escludono dei veloci acquazzoni sui rilievi bellunesi. Temperature minime tra 15 e 21 gradi, massime comprese invece tra 26 e 31 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà soleggiato anche qui su tutti i settori, ma anche in questo caso saranno possibili dei temporali sui monti, specie su quelli dell'Udinese. Temperature minime tra 20 e 23 gradi, quindi dei valori minimi piuttosto elevati, valori massimi invece oscillanti tra 28 e 32 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Il tempo sarà asciutto e stabile quasi ovunque al mattino, durante le ore pomeridiane si accenderà l'instabilità con qualche precipitazione sui settori meridionali. Temperature minime sui 17 gradi, massime oscillanti tra 31 e 32 gradi. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.